Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, andiamo avanti con la seconda stagione, siamo al Tour de Romano, adesso cercherò le tappe magari quelle diciamo per i velocisti di simularle. Ho preso anche il 2023, sto giocando su Steam Deck, ma ancora mancano delle cose, stiamo qua finché non portiamo a casa i grandi risultati. Tour of Oman, 6 tappe, cerchiamo di vincere sto cacchio di primo giro. Vai raga, andiamo, abbiamo una forma devastante, dobbiamo approfittarne. Adesso vediamo la salita quant'è, la salitina, però devo scattare subito secondo me, ho la possibilità di far bene a mio modestissimo parere. Sarà anche un modestissimo parere, ma intanto ce l'ho. Dai Venezianone, so che la prossima tappa sarà durissima, invece una tappa di montagna bella, bella strong. La pioggia continua qui, no, ma dai, non so mica andare però, dai, fioi, dai. Saliamo in salita e moso cazzi. Adesso inizia il salitone. Il salitone, 3 km sono. Attenzione, Veneziano parte con un'arroganza abbastanza fastidiosa. Arroganza fastidiosa del cume, arroganza fastidiosa. Ma purtroppo non è andato via. Non è andato via il cume. Vai cume. Adesso ci prova Veneziano, a 1 chilometro ci prova il cume, ci prova il cume. Dai cume, la forma è strepitosa, la forma è strepitosa. La forma è strepitosa e subito il cume. Vai cume. Mampet, devo avere la visuale giusta. Ma zio Ken. Dobbiamo gustarci perché può arrivare la vittoria. Contro Martinez. Dai Beppe. Dai Beppe, arriva. E arriva il cume c'è. Il cume c'è. Yes. Il cume c'è, signori. Ragazzi, avevo una forma in collina devastante. Forma mostruosa di Veneziano che si prende la vittoria e la maglia, porca miseria. Signori, è il secondo anno il Cume comincia a gasarsi. Sono disconnesso, no. Podio, gustiamocelo. Ercume. Ercume. Areruia. Manzen. Veneziano tutto. Il Cume tutto. Il Cume può tutto. Ottimo, grandi ragazzi, con il vantaggio di 2 secondi. Comunque, niente praticamente. Però intanto qua Bombo, vabbè, se volevano addirittura fare 30 km in testa, ma stiamo scherzando, che spreco energia, voglio vincerlo il Tour of Oman. Voglio diventare uno dei più grandi ciclisti della storia, per poterlo diventare devo vincere il Tour of Oman. Sembra che non è questo tour, non sei nulla, puoi vincere anche 12 Tour de France consecutivi. Il Tour of Oman è la cosa più devastante nel mondo. Terza vittoria in carriera comunque. E qua abbiamo una tappa ancora collinare in realtà. E non siamo neanche in picco di forma. God. Ok, allora questa è una tappa con un arrivo un po' più difficile per noi, perché comunque è un arrivo in pianura praticamente. Vediamo. Che bello vedermi con una maglia però da leader. Ciao, finalmente. Adesso dobbiamo confermarci. Relax, Kuma, relax. Provano a partire. 9 minuti. Sì, 9 minuti. 9 chilometri. Il mitologico. Dov'è il mitologico Van Poppel? Van Oudonk. No, vai. Verona, attenzione, provano ad andarsene. Vediamo, secondo me non ce la fanno. Il Como lo vedo bello, tranquillo, ragazzi. Non essere in una gran forma, anche qua un più 2. Tutto iper regolare, come si suol dire. Sento il Kuma in una forma stratosferica. Qua devo partire prima però, perché non ho le abilità da velocista.
Dai, boom. E vediamo cosa combiniamo. Chiaramente impossibile. Non sono le nostre tappe queste. Non sono le nostre tappe quando non arrivo così. Ci sta. Vediamo se perdo la maglia. Spero di no. Martinez settimo. Non credo. Ne finiamo comunque 18esimi. Perfetto. Top 20 e godo. Teoricamente la maglia dovrei tenerla. Però Edoardo Zambanini, signori, è terzo. Godo. Ok. Rimaniamo davanti per 2 secondi. Ok. Il mister è felice. È chiaro che è una tappa proprio quella di montagna pura. È là che ci giochiamo il tour, chiaramente. Non siamo però ancora in picco di forma, ragazzi. Incredibile. Siamo già messi così bene. Sono contento. È chiaro che all'inizio punto tanto la prima parte. Eccola qua, ragazzi. Eccola qua. La Sami Jabal Haktar. La Green Mountain. E qua, so cazzo. Beh, raga. Questa è veramente la tappa fondamentale. Se vinciamo questa e rimaniamo davanti in questa tappa, avremo molte chance di portare a casa il first tour in the career. Sarà veramente un arrivo duro, Sarà un arrivo per cuori forti, però abbiamo una forma di giornata bella pienota. Ragazzi, siamo in forma. Abbiamo scelto di avere una forma soprattutto nei primi 3-4 mesi della stagione. Falling behind, a team is falling behind. Quando dice così, ragazzi, capisci che l'eccitazione è massima. Falling behind. Io non so parlare d'amore. Il Comendore deve vincere. Eccole qua. Inizia, ragazzi, la Shabalaki, la Green Mountain. La montagna verde, sventolando bandiera gialla. Ok. E adesso vediamo. Io aspetterei parte Bardet. Bardet. Qua partono tutti, ma il Cume non sembra preoccupato. Il Cume sembra averne però, Il Cume sembra avere veramente tanta birra in corpo. E Veneziano ci prova. E Veneziano da leader è il primo a partire. Il Cume vuole spaccare tutto. Parte anche Bardet. Vediamo chi sta dietro a Veneziano. Signori. Vediamo se riesce a scappare via il Cume. Se ci porta dietro magari non ce l'ha. Ancora non va via il Cume. Ancora non va via adesso. Altra diciamo, sgambata di Veneziana. Falling behind. Il Cume prova ad andarsene, ma è dura. Deve un attimo. Il Cume a 11 secondi, il Cume è stanco. Dio Cristo, dai, il Cume non è forse troppo presto, è stato anche il gel energetico, attenzione. Tanti tifosi di Veneziano, tanti tifosi del Cume. Però attenzione, a questo punto vediamo se riusciamo a fare una bella istantanea così, perché se la merita il Cume magari con la maglia da leader. Vediamo se riusciamo. Il Cume sta andando bene, scusate, ma sono eccitato nel vedere Veneziano a questi livelli. Andiamo avanti intanto, andiamo avanti. Attenzione, il Cume c'ha 15 secondi, però non è che sia messo benissimo. Adesso deve scattare a bomba. Però sembra veramente forte. Ce la può. Sì. Sì. Oh yes, baby. Mamma mia, ragazzi, siamo. Mi sembra che il Cume sia abbastanza gasato,
Eccolo qua, se la merita così Veneziano. Questa è l'istantanea. E si gode, altra vittoria. Sembra nostro questo tour, sembra nostro. Vai. No, no, sono stracontento, veramente. Certo che, ripeto, siamo in un tour comunque. Siamo il Tour de France. Abbiamo la forma migliore sicuramente perché noi puntiamo tutto nei primi 3-4 mesi, però 2 vittorie in 3 tappe, diciamo, tra colline e montagne, mi sembra tanta roba. Ok. Mi prendo anche un trofeo e godo. Ok, globale. Veneziano è a 30 secondi di vantaggio. Signori. Un livello ancora poco per il livello 7, peccato, però siamo là. Quarta vittoria. Adesso il Cume comincia a dar fastidio, ragazzi. Cominciamo a dar fastidio nei tour, cioè in questi tour qua. Se sono in forma sono cazzi. Questa possiamo simularla. Simuliamo insieme. No, è l'ultima tappa, però che palle. Peccato. Scusate, ragazzi. Era l'ultimo. Mi sono proprio accorto. Comunque, meno male. Ci hanno lasciato anche bene. Abbiamo rischiato di fare la cappella. Mamma mia. Comunque, vinciamo il primo tour. Godo. Vinciamo ovviamente anche Under 25. E come squadra 14esimi, signori. Adesso andiamo anche boom boom. Ci mettiamo i punti. Perfetto. Qua ci possiamo mettere questo. Però non mi fa salire come... Ah sì, ogni tanto non è vero. Adesso comincia che non sempre posso salire. Palle sta cosa. Vai. Ci sta, ci sta. E bene, quindi 5 vittorie perché oltre alle 4 vittorie di tappa ho anche la vittoria del giro. Possiamo anche farla vedere. 2023. Vinco il Tour of Oman e vinco la tappa 3-5 più la tappa, quindi 1, 2, 3, 4. Aspetta, scusate. Ho vinto la tappa qua del Portogallo 1, 2, 3, 4 e 5. Non sono più il signor nessuno però adesso, buono, buono. Adesso vediamo cosa abbiamo. Ho vinto la grande del Tour of Oman. Mamma mia, godo. Però sto facendo la cappella, ragazzi. Abbiamo il Grand Prix Mediterraneo. Bella questa, però è una gara, diciamo, nelle gare singole non sono mai fortissimo, però ragazzi, 100 km di montagna pura in Turchia. Ce la spariamo. Raga, sono una pippa. Pensavo di essere in registrazione con il Grand Prix Mediterranean, invece no, l'abbiamo vinto, dominati 2 secondi, 2 minuti e 30 al secondo. Sesta vittoria, zio, che mi dispiace, proprio un pirlotto sono. Eccolo qua. Grand Prix Mediterranean, vittoriosi. Sono una pippa, sono un pippone. Vediamo le classifiche un attimo. Ah, individuale. La Super Prestige. Veneziano è 21esimo comunque, ragazzi, Ai ai ai, Veneziano comincia a dar fastidio, signori. Veneziano comincia a dare fastidio. Bene, allora. Vittorie, Veneziano è quarto per numero di vittorie, 5 vittorie in carriera. Ci sono però le vittorie di gara, perché dopo vediamo, ne ho 6 di vittorie totali, credo, infatti, perché... Boh. Beh, Fiore, ci vediamo adesso cosa abbiamo. Eh, International Tour of the Roads, Greece. Ok, un tour greco, dopo ci salutiamo. Però ragazzi, prima tappa era una tappa per velocisti, quindi abbiamo fatto tutto regolare. Questa è l'unica tappa che potremo tentare, ma è un arrivo molto in pianura. La vedo abbastanza dura, sinceramente. Ragazzi, sicuramente non è un arrivo per il Cume, ma io comunque ci provo, lo sapete. La forma c'è sempre. Ma che bella, che forte. No. Le parte Van Poppel, no, è Garrel. Ma io ho bisogno di Van Poppel. Solo Van Poppel per darmi soddisfazione. Allora, qua tutti provano a scattare, ma forse un po' Prestus. Boh.
Veneziano non mi sembra scomporsi più di tanto, sinceramente. Per attenzione mancano 5 KM. Mancano 5 fottutesimi KM. Che non è proprio il mio settore, ste gare, quello è il problema. Il gruppo è a 44 secondi, eh. Non la vedo proprio benissimo. 49 secondi, sono andati secondo me. Sì, sono andati ragazzi. Qualcuno è caduto. Boom, il Cume si butta adesso. Il Cume si butta adesso, ma vanno a vincere quelli dell'ultima fuga. Bravi loro, bravi loro. Non sono le mega queste, addirittura vince Nicolas Zegiglis, uno, sì, il padrone di casa, diciamo. Se lo merita la Grecia. Martin Chiotta e God. Va bene. Vabbè, siamo comunque arrivati in top 20, questa è già soddisfazione. Ma non potevamo assolutamente, visto che era una tappa non per noi, ci sta. Un dito addirittura qua di top 10. Infatti lui voleva... io non sono un gregario, sono il cubo. Vabbè, vediamo come finiamo con la simulation. Dovremmo aver finito. It's the final tappa. E a Vuelta ciclistica del Catania, cioè, Ustrigita. Ok, ecco, è pianura. Ciao. Non lava. International Tour of Roads. Nella globale chiudiamo. Mamma mia, cazzo, che è successo? 72esimi, mamma mia. Non proprio un tour degno del miglior Cume. Va bene, andiamo a vedere il prossimo. Quindi noi ci becchiamo. Ad aprile con il Circuit d'Ardennes, France. Ed è una di pianura e dopo 3 tapponi collinari. Non è proprio la nostra, però possiamo comunque far bene. Dopo abbiamo ancora, no, Francia, no, poi abbiamo il Tour of Gila. Qua mettiamo il picco però, Qua voglio il picco di forma. Raga, ho saluto il comandone. Veneziano. Ciao!